Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Camuca, ben trovati al velodromo Polo Borsellino di Palermo per la sfida valida per il campionato giovanissimi Elite Under 15 tra Athletic Club Palermo e Ciaculli, partita valida per la giornata numero 20 di questo campionato. Siamo vicini alle battute finali, terzultimo turno della fase, diciamo così, della regular season, con la squadra di Bennardo oggi in tenuta bianca che affronta un avversario che dopo le prime 19 giornate conta sugli stessi punti in classifica. Sono 20 per parte sia per i rossoneri che per i nerorosa, ripeto, oggi in tenuta bianca mentre inizia la partita. Mettetevi comodi per questo lungo pomeriggio di calcio direttamente dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo, a seguire altri due incontri che vedono sempre compagini di casa Athletic Club Palermo protagoniste. Subito dopo questo match, la sfida valida per il campionato allievi Elite Under 17 tra Athletic Club Palermo e Buonpastore, altro derby palermitano, mentre subito dopo sarà la volta dei giovanissimi Under 14 regionali, partita valida per il girone B tra l'Athletic e l'Accademia. Qui intanto prova ad uscire palla al piede proprio l'Athletic con un fallo fischiato in favore di Lavardera. Proprio il numero 5 va a eseguire la battuta della punizione, colpo di testa a mettere fuori da parte della difesa rossonera, poi pallone recuperato da Tango in mezzo al campo, fermato, e allora cerca la ripartenza veloce la squadra dei Ciaculli. Filippone con l'intervento di testa e poi con il lancio in avanti a cercare Somauro, che però non riesce ad arrivare. Allora fallo laterale per i Ciaculli. Vai Mattia! Vattene Mattia, Batti Mattia, batti! Qui la rimessa battuta dall'Athletic in zona attacco. Altra rimessa per Brancato che la lascia a D'Amico. Poi altro rimpallo e altra rimessa ancora per il numero 11 della squadra in maglia bianca. La rimessa battuta in avanti alla ricerca di Martino, il quale lotta e mette in mezzo il pallone. C'è la chiusura da parte della difesa della squadra in tenuta nera. Poi ancora tentativo dalla distanza da parte di D'Amico, pallone che si perde a fondo campo per una rimessa da fondo che verrà eseguita dai Ciaculli. Purtroppo non disponiamo della distinta della squadra in tenuta nera, quindi purtroppo nessun nominativo c'è stato messo a disposizione dagli ospiti. Intanto recupera il pallone solo per un attimo, però l'Athletic che lo perde immediatamente. Palla giocata in avanti di testa Filippone, rimessa Ciaculli che cerca di riproporsi in avanti. La rimessa per la formazione ospite, giocata verso l'area di rigore, forse tocca Filippone, in ogni caso ancora Ciaculli in possesso. Poi chiusura in fallo laterale di D'Amico, resta attiva l'azione d'attacco per i Ciaculli in quest'altra rimessa, poi giocata a spalla alla porta, chiusura
Poi attenzione alla palla che prende un giro strano e alla fine la mette in calcio d'angolo Montagliani. E dunque primo tiro dalla bandierina sarà per i Ciaculli. La battuta sul secondo palo, colpo di testa con la palla che si perde fuori. L'arbitro ha però ravvisato un tocco con la mano di un giocatore ospite, allora calcio di punizione, non rinvio dal fondo. Battuta affiata a Montagliani che scambia con Lavardera. Poi ancora il numero 6 capitano della formazione di Bennardo, D'Amico prova a liberarsi, poi prova a far partire Filippone ma non ce la fa. E allora sarà ancora fallo laterale per i Ciaculli. Credo ancora 20ª giornata del campionato riservato ai giovanissimi under 15 della categoria Elite. Il prossimo turno l'Athletic giocherà a San Cataldo contro la San Cataldese, mentre qui intanto Martino cerca ma non trova la giocata. Ciaculli invece a Mazzara del Vallo contro l'Aurora, campionato che si chiuderà sabato 21 marzo con Athletic Club Palermo Cus Palermo, quindi altro derby palermitano per i ragazzi di Bennardo. Naturalmente partita che racconteremo e seguiremo sul canale YouTube di Sportisili. Martino prova a tenerla, non ce la fa, poi pallone ancora recuperato, Sciacchitano con il lancio, Somauro controlla, spalla alla porta, scarica su Lavardera, prova a far viaggiare lungolinea ai compagni, non ci riesce, poi riconquista insieme a Somauro il pallone. Alla fine viene anticipato Martino, si lotta, alla meglio la difesa dei Ciaculli che cerca anche la ripartenza sulla destra. Palla intercettata e messa in fallo laterale da Sciacchitano. Fatto per l'Athletic settimana importante, quella che si è appena conclusa, visto che ieri è stata presentata e ufficializzata la presenza alla Viareggio Cup. Intanto occhio alla partenza da parte di D'Amico, subito fermato con la palla che viene allontanata, interviene in qualche modo Brancato che però non la controlla bene, riconquista i Ciaculli, pallone messo in mezzo, diventa un tiro bloccato senza grossi problemi da Curcuruto, dicevo, della prima storica partecipazione dell'Athletic Club Palermo alla Viareggio Cup, il tutto nel contesto di una prima squadra che dopo la vittoria di giovedì sul campo dell'Enna ha conquistato il primo posto in classifica in Serie D che si ferma questa settimana proprio per la presenza della rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup, tra l'altro stesso girone dell'Athletic, e si riprenderà nel prossimo weekend quando la squadra di Ferraro affronterà sempre qui al velodromo il fanalino di Coda Paterno nel più classico dei testacoda. Un po' di Serie D reso molto divertente dal fatto che ci sono 5 squadre nello spazio di 2 punti. Qui intanto Somauro c'è la sovrapposizione, ha provato a premiare l'avanzata di Galante che è stato però fermato e allora prova a ricostruire da dietro l'Athletic senza grosso successo, di testa Filippone dalle parti di D'Amico, sempre molto attivo, cerca ancora la giocata, poi il contrasto che lo vede avere la meglio, tocco per Sciacchitano subito col cross, colpo di testa all'indietro, vediamo se riesce ad evitare l'angolo la squadra ospite, ci riesce ma Somauro riconquista. Galante con il cross allontanato e sfera nuovamente in possesso dei Ciaculli con l'1 contro 1 vinto ai danni di Filippone, poi fallo commesso da Brancato, calcio di punizione, direttore di gara che invita alla calma, poi Brancato va subito a sincerarsi delle condizioni del suo avversario.
Punizione per i Ciaculli con l'attesa, quella battuta, colpo di testa da parte di Lavardera, sfera che esce in fallo laterale. Rimessa per la squadra in tenuta nera, colpo di testa da parte di Brancato, poi ancora Ciaculli che attaccano sulla destra, nuovamente Brancato chiuso, reclamano un tocco col braccio i giocatori in maglia nera, non secondo l'arbitro, poi Martino riesce a resistere ad una carica, poi l'arbitro fischia un calcio di punizione per i Ciaculli, sembra, almeno, sì. Punizione Ciaculli allo scadere del 10° minuto. Arbitro al contrario! La battuta lunga, colpo di testa, poi prova ad arrivare il primo Martino che ce la fa ma non riesce a tenere la palla giocabile per i compagni, poi D'Amico con la riconquista e prova ad andare da solo. D'Amico al centro c'è Martino, D'Amico prova a servire proprio il numero 9, pallone troppo lungo però. Allora c'è l'uscita del portiere dei Ciaculli. Battuta lunga, alla fine Galante rischiando qualcosa, alla fine Curcuruto deve arrivare con l'uscita lunga, qui forse un tocco col braccio, lo vede l'arbitro, calcio di punizione e giallo. Arbitro è ultimo uomo! Vediamo se si può battere la punizione. Punizione per l'Athletic, vediamo se può scaturire quella che sarebbe la prima occasione del match. Fin qui non sono arrivate conclusioni dalle parti dei due portieri, quando siamo quasi allo scadere del 12° minuto. Sulla palla c'è Sciacchitano, arbitro che sistema la barriera, c'è anche un ragazzo dell'Athletic a disturbare il muro nero dei Ciaculli. Si attende solo il fischio dell'arbitro con Sciacchitano che ha già preso la rincorsa, anche un po' di movimento al limite dell'area per un'eventuale respinta. L'arbitro attende la sistemazione della barriera, poi fischia. Sciacchitano verso la porta, sorvola però abbondantemente la traversa. Costruzione dal basso per i Ciaculli con la palla battuta poi lunga e direttamente in fallo laterale, quindi palla persa dalla squadra in tenuta nera. Vieni Marco, vieni. Ancora, vieni. Vattene, che ancora va vicino. È rimessa per Brancato. Lunga a cercare Martino che prova a difendere, poi scarica su D'Amico e calcia in avanti, diventa quasi un tiro questo disimpegno che finisce dalle parti del portiere dei Ciaculli che va a lungo a rinviare. Colpo di testa di Lavardera, reclamano un fallo gli ospiti, poi Somauro accelera sulla destra, Somauro affrontato in maniera regolarissima qui e palla messa fuori, rimessa per l'Athletic. Ottima entrata qui ai danni di Somauro che è riuscito a prendere il tempo, poi la scivolata vincente col pallone spostato, cambio rimessa. E allora palla che passa tra le mani degli ospiti.
Altro fallo laterale dunque per la squadra ospite, colpo di testa a mettere fuori da parte del capitano Montagliani, poi Somauro prova ad autolanciarsi, viene fermato, poi ancora si lotta davanti alla panchina di mister Bernardo, vediamo la decisione del direttore di gara, punizione Athletic. Bianca, vai! Tanto prepara già, sembra che prepari un cambio, almeno così sembrava la panchina dei Ciaculli, panchina abbastanza corta, con 3 uomini. In ogni caso calcio piazzato per i padroni di casa allo scadere del quarto d'ora. Fischia l'arbitro, palla scodellata verso l'area, c'è l'uscita in qualche modo a porta del portiere che schiaffeggia il pallone con la mano destra, poi colpo di testa di Brancato, prova ad arrivare Sciacchitano che viene anticipato, alla fine riconquista la palla, Galante prova ad andare sulla destra, viene fermato, poi ancora Sciacchitano alla riconquista, subito a ringhiare sui avversari, Maciaculli che cercano di uscire, pallone giocato in avanti, c'è forse fallo di Lavardera, l'arbitro infatti vede che non si concretizza il vantaggio. E allora calcio di punizione per la squadra ospite, col direttore di gara che poi va a parlare con i componenti della panchina dei Ciaculli. C'è anche da verificare le condizioni del numero 2 che si fa spruzzare un po' di ghiaccio spray sulla gamba destra. In ogni caso punizione per i Ciaculli, con la battuta che arriva al limite dell'area, D'Amico spazza via senza pensarci 2 volte, poi controllo, poi giocata in avanti, Galante con il rinvio deviato in fallo laterale. Martino cerca la sponda per Somauro, ma alla fine è soltanto una spizzata. Poi pallone giocato bene qui dai Ciaculli sull'out di sinistra, ha cercato il cambio gioco, intervento facile per Brancato. Qui intanto ancora Somauro che prova ad aggredire, tocca il pallone, nega il disimpegno facile agli avversari, che devono ripartire da un fallo laterale in zona difensiva, quando abbiamo già superato metà del primo tempo, 0-0, a giudicare da quello che si è visto finora non potrebbe essere altrimenti. Qui pochissime occasioni da una parte e dall'altra, 2 squadre che si stanno equivalendo, d'altronde così ha detto fin qui la classifica, le squadre che hanno gli stessi punti e gravitano nella parte medio-bassa della classifica di questo girone A del campionato giovanissimo Under 15 Elite. Athletic che ora ci prova con questa rimessa che però viene intercettata. C'è quelli che provano anche la ripartenza, occhio a questa giocata sulla destra, buono quell'intervento da parte di Filippone, Curcuruto in qualche modo disimpegna, lo fa bene sul numero 3 Filippone, che avanza, lo accompagna D'Amico, la palla è per lui, passaggio intercettato però e poi rimessa guadagnata dall'Athletic, con D'Amico che si occupa di batterla verso Martino, cerca la giocata in mezzo a 2, poi Sciacchitano fermato, di testa Lavardera per lo scambio con Somauro, ancora Lavardera a gestire. Battuta lunga proprio per Somauro che prova a prendere il tempo, ancora Somauro fermato. E dunque si ripartirà con un rinvio dal fondo per i Ciaculli che ancora una volta cercano di costruire dalle retrovie palla a terra. Montagliani con il recupero e l'avanzata, poi il tocco per la conclusione di Tango, lenta, bloccata senza grossi problemi dal portiere.
Pallone giocato in avanti qui, forse tradito dal sole, Brancato in qualche modo riesce a giocarla. Somauro cerca l'aggancio, la tiene lì, poi cerca di far viaggiare Galante, ma la palla è sbagliata, Galante però recupera. Viene però fermato ancora a lottare, a pressare l'Athletic. Martino va a dare fastidio e alla fine guadagna fallo laterale. Raga, per sicuri! E non ci fermiamo. C'è un giocatore a terra per la squadra in tenuta nera. Il direttore di gara che si vince le sue condizioni, si rialza comunque. Il numero 9. E si può riprendere dunque con la rimessa. Superati i primi 20 minuti di questa partita. Qui intanto Galante a lottare. Poi serie di rimpalli, ancora rimessa Athletic. Sempre con Galante alla battuta, sponda di Martino nuovamente dal suo numero 2, che va a puntare, serie di finte, ancora prova ad andare sul fondo, poi Martino col tiro, conclusione sul fondo, tentativo di una certa pericolosità questa volta. Già battuto il rilancio dai Ciaculli. Qui Somauro va a pressare, pallone allontanato dagli ospiti, poi Brancato in qualche modo controlla. Secondo l'arbitro c'è anche un tocco col braccio. Allora, punizione Ciaculli nella zona centrale del campo, poi dentro il cerchio della mediana. Palla dentro l'area, intervento ottimo da parte di Filippone, poi colpo di testa, Sciacchitano cerca di far viaggiare D'Amico, corre D'Amico che è più veloce degli avversari, ancora D'Amico, serie di finte, poi però a passare viene fermato, arriva Filippone, ma la palla era già uscita, la rimessa sarà per i Ciaculli. Qui la palla recuperata, poi rilancio da parte del portiere dei Ciaculli, controlla addirittura col tacco. D'Amico, poi pallone allontanato dalla difesa in maglia nera, a buon gioco però Brancato che non si fida, la mette fuori. È cambio! Arbitro, questo cambia! Si ripete questo, arbitro! Si ripete Quindi punizione per i Ciaculli. È dietro, arbitro! Arbitro è dietro! Tanto il direttore di gara che rettifica il punto di battuta della punizione per il numero 9 dei Ciaculli. Sono tutti sul lato sinistro, chiaramente uno schema su questo calcio piazzato che arriva sul secondo palo, serie di colpi di testa, poi girata e alla fine la conclusione che si perde fuori, ma il direttore di gara che fischia, da capire se è un fallo o il fuorigioco, però il braccio non è stato alzato dal direttore di gara, quindi presumibilmente una punizione.
Siamo a poco più di 10 minuti dallo scadere del 35esimo. Pallone giocato in avanti dall'Athletic, non riesce a controllarlo D'Amico. Alla Ciaculli che provano a riconquistare, ma qui c'è un malinteso tra compagni di squadra. E sfera che si perde fuori. Rimessa per Brancato. Cercato D'Amico che non arriva. Arriva Martino, poi anche D'Amico, si lotta. D'Amico riconquista e prova a far correre Filippone che però viene anticipato. Palla messa in fallo laterale, resta in attacco l'Athletic. Il cross di D'Amico la fa rimbalzare Tango, la palla diventa buona. Somauro, conclusione che poteva partire meglio dal piede del numero 7. Battuta lunga, colpo di testa da parte di Lavardera, poi altro rilancio sul quale prova ad intervenire Brancato, poi il palleggio tentato da Tango in avanti, cerca Somauro. Somauro con l'anticipo prova ad arrivare prima, ancora Somauro con il cross, colpo di testa a mettere fuori, poi altro intervento, la palla esce, sarà calcio d'angolo per l'Athletic che ci sta credendo un po' di più in questa fase finale del primo tempo. Battuta in mezzo, smanaccia il portiere e poi colpo di testa vincente da parte di Lavardera che sblocca il risultato. 27esimo minuto, avanti l'Athletic Club Palermo 1-0. La rete da parte di Massimo Lavardera. Bianca, bianca! Somauro, vediamo se l'Athletic prova a sfruttare l'onda lunga del vantaggio. Ancora Somauro, va da solo, forse esagera, che si era liberato anche D'Amico a sinistra. Occhio Marco! Arriva, arriva! Oh, è cambio! Cambia, arbitro! Arbitro, come la batte, arbitro? Poco fanno per cambiare, ora che sono rubuto a cambiare. Girate, Gio! Girate! Colpo di testa da mettere fuori, altra rimessa, sta cercando di spingere adesso la squadra dei Ciaculli. Pallone in mezzo, Curcuruto blocca.
cercato ancora Somauro, poi Martino. Buona buona Cerca nuovamente il numero 7 che va sul fondo, mette in mezzo, arriva Tango, conclusione fuori, ma qui ben costruita dall'Athletic. Dai. Ora il secondo, dai. Qui rovesciata tentata da Martino, in fiducia adesso l'Athletic cerca anche giocate più complicate, di testa la Vardera. D'Amico controlla, non la tiene in campo. Rimessa Ciaculli. Attacca la squadra ospite con adesso per vie centrali, poi c'è la chiusura, ancora attacco buono, conclusione, palla che si perde fuori. Marco! Vai a prendere il 7 nel mezzo, Marco, che non c'è più. L'avanzata qui con Vardera che non riesce a liberarsi del pallone, poi pallone spazzato via e c'è quelli che provano a riconquistare, ma arriva Montagliani a chiudere, poi spazza Tango, Martino non riesce a far proseguire, poi ancora Montagliani, prima con la testa poi col piede, spazza definitivamente la Vardera, ma Ciaculli ancora in pressione alta con questa palla che arriva di testa Brancato, non benissimo, allora ancora attacco buono per gli ospiti, prova a chiudere ancora Brancato, che poi anche scivolata interviene, si lotta, poi ancora a pressare Tango che guadagna fallo laterale, sì. Altri 3 minuti, poi si chiuderanno i primi 35 di questa partita. Poi altro fallo laterale probabilmente per l'Athletic, proprio davanti alla panchina, davanti alla quale opera e agisce Rosario Bennardo. Tanto c'è un cartellino giallo, il primo della partita per un calciatore dei Ciaculli. Quando siamo al 33esimo minuto, quindi ancora 2 minuti, poi sarà punizione Athletic, spiove il pallone, ancora in qualche modo il portiere che smanaccia, poi ancora palla buona, Martino posizione regolare, forse toccato, poi calcia la Vardera, ancora in qualche modo l'uscita del portiere, calcio d'angolo. Un po' di movimento in area di rigore, soprattutto sul primo palo. Battuta di Sciacchitano, ancora il portiere questa volta riesce a bloccare il pallone e a farlo suo. E per rilancio, colpo di testa, con la palla che finisce in fallo laterale. Un intervento a parte di Brancato che ha sventato la minaccia. È dietro, oh! È dietro! Altra palla spazzata al numero 4, altra rimessa.
Primo tempo ormai agli sgoccioli, con l'Atletic che l'ha sbloccata al 28esimo col gol di Lavardera. Altro colpo di testa a mettere fuori, altro fallo laterale per i Ciaculli. Arbitro, occhio a quanto guadagna, arbitro! Qui altra palla, area di rigore per i Ciaculli, contatto, tutto buono secondo il direttore di gara, buona qui la chiusura da parte di Montagliani, altro pallone che esce, direttore di gara che guarda il cronometro, scaduto il 35esimo e finisce il primo tempo, 1-0 Atletic col gol messo a segno da Lavardera al 28esimo, naturalmente immagini dai campi targati sportivi, poi secondo tempo. Sfida delicata, autentico scontro per la sopravvivenza, è quello che si gioca allo stadio Bruccoleri di Favara tra il Castrum Favara di mister Infantino e la CR Messina di Vincenzo Feola. 26esima giornata, ne mancheranno altre 8 prima della fine di una stagione fin qui avara di soddisfazioni per i padroni di casa, mentre va all'inseguimento la compagine ospite. Andiamo col film della partita a cura, come di consueto, di Giuseppe Montalbano, col primo tentativo col colpo di testa di Trasciani bloccato da Di Silvestro. Dall'altra parte calcio di punizione reclamato dal Castrum Favara per questa trattenuta evidente ai danni di Varela, non fischiata dal direttore di gara il signor Paccagnella di Bologna. Poi dall'altra parte la bomba di Touré che va a sbloccare il risultato, un'autentica saetta che bacia la faccia interna della traversa e poi si va ad insaccare alle spalle dell'incolpevole Di Silvestro. Vantaggio per il Messina con Touré che trova una perla di assoluta bellezza. Prova a rispondere il Castrum Favara qui con il colpo di testa un po' sporco da parte di Capitan Varela con la sfera che si perde a fondocampo. Poi calcio di punizione da parte di Piazza, si deve esaltare Giardino per mettere la palla sopra la traversa e poi in calcio d'angolo dal quale arriva un altro tentativo, questa volta con il colpo di testa di Demin che si perde fuori. Con le immagini passiamo alla ripresa con il primo attacco da parte del Castrum Favara con Lomolino che mette in mezzo il pallone, colpo di testa di Varela con la palla bloccata senza grossi problemi da Giardino. Poi seguiranno una serie di tentativi dalla distanza abbastanza velleitari da parte della formazione guidata da Infantino, con altre parate da parte di Giardino. Poi questo tentativo dalla distanza da parte di Piazza con la sfera che si perde fuori. Poi altro colpo di testa ancora del numero 10 del classe 2002 con la sfera che si perde a fondo campo. Tanta tensione, in effetti ci si gioca tanto al Bruccoleri in questo pomeriggio. Alla fine ne fanno le spese un dirigente del Castrum Favara e mister Feola, entrambi ammoniti dal signor Paccagnella. Poi c'è questa azione, c'è questa trattenuta all'interno dell'area di rigore di De Caro ai danni di Varela. L'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Siamo al 95esimo minuto, tutta la pressione sui piedi di Nacio Varela che prende la rincorsa, guarda la porta e spiazza Giardino per il gol che vale il pareggio, per il gol che vale l'1-1. L'esultanza rabbiosa sotto la curva nord da parte del capitano del Castrum Favara che evita una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della condanna forse definitiva per il Castrum Favara, che pareggia contro la CR Messina e poi va sotto la curva nord per andare a sentire il parere dei tifosi. Da Sportisile è tutto, alla prossima. Della gente di Cammarata con la birra in mano e la montagna nel cuore per applaudire i propri beniamini che oggi giocheranno contro una Folgore Castelvetrano alla ricerca di punti importanti per quantomeno giocarsi la salvezza agli spareggi in retrocessione. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, benvenuti dal video di Marco di Cammarata. Oggi Camarat contro Folgore Castelvetrano. Occhio proprio al tiro provato dal numero 18 D'Amato che ha già sbloccato la gara, un fulmine della Folgore. Il Camarat, il gol della Folgore. Ora occhio a Pane che entra in aria a rimorchio, Martica murato sulla linea, chiama palla Pisciotta che va a sinistra a giro, può andare Pane, pallone che passa Pierce, bloccato da Vianzon, calcio d'angolo bloccato Martica, prova a mettere questo cross al centro, in realtà diventa un tiro e si deve impegnare Castiglione. Pane prova lui col destro, 90 secondi di Amato, ancora Pane
Palla di Marchica! Va Pisciotta stavolta, ma il risultato non cambia, palla fuori. C'è questo calcio d'angolo già battuto, Pane mette il pallone di nuovo al centro, Castiglione con un riflesso incredibile, evita il 2-1 che vede Baio, cross al centro troppo lungo, può però avventarsi nuovamente Guerrero Ferreira che si fa fare fallo, anticipa il suo avversario e conquista calcio di rigore. Può andare Pierce, non sbaglia! Pierce adesso, occhio, questo pallone buono in area, Castiglione con una grandissima parata, si era infilato perfettamente Marchica. Oh, qua nel frattempo occhio perché ha perso il pallone, centrocampo del Camarat e poi traversa piena colpita da Diallo. Baio, Pisciotta, Pane mette al centro, Pane, Castiglione non si fida della presa, arriva il palo pieno di Marchica che poi non riesce a girare, incredibile, carambola impazzita nell'area di rigore della Folgore. Pane va direttamente in porta, Castiglione, volo pindarico e la toglie dalla rete. C'è sempre Pisciotta, pallone per Mirabelli che scarica il destro, rimane in aria il pallone e c'è il 3-1, annullato il gol per posizione di fuorigioco. Come gioca bene il Camarat sulla tre quarti, ancora Guerrero, può andare cross al centro, Marchica scavalcato ma può tornare sulla sfera, Pierce prova a coordinarsi, stoppa per Ledesma, Castiglione ancora e poi Marchica era in fuorigioco. Pisciotta, sempre lui, Pisciotta ancora, la giocata per Pane, Janson diventa portiere e un po' spegnendosi come tutto l'attacco rossonero. Qua rilancio per Pierce, ottimo controllo, Pierce va con lo scavalco, Nacho Pierce, tanta confusione, esce il Camarat ancora con Guerrero, il tacco al centro, Marchica colpisce male Pierce, palo gol ancora Nacho Pierce. E Pamiano a vuoto, occhio perché c'è D'Amato in aria, D'Amato prova il tiro, Banfi. Nel frattempo occhio perché il pallone è passato, ancora Camarat con il sinistro strozzato, scende, perde palla e può andare a porta libera, Marchica che mette al centro, per Pisciotta non arriva per poco, c'è Crescente più lontano, pallone che arriva proprio nel gruppone e c'è la rete di Lippo, Palma Olimpica, va lontano, non perfetto e Pane poi, Pisciotta, tutto buono, Pisciotta non salta il portiere e poi arriva il 5-1 e lì in alto e manda un chiaro segnale. 5-2. 5-2 Raga, ma vince il esagerato, Camarat. La tripletta di Pierce, il gol iniziale di Marchica che aveva risposto al vantaggio della Folgore dopo 90 secondi. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la sfida che vede scendere in campo Athletic Club Palermo e Paterno Calcio, una gara valevole per il campionato Under 19, si tratta della Juniores. Poi Gran Mauta fa una bella giocata in mezzo a 2, in mezzo a 3, un piccolo ripalo, poi calcia col mancino e la sblocca subito, 3:32 sul cronometro, Fabiano Gran Mauta fa un grande gol. Su quell'auto di destra sta veramente macinando chilometri su chilometri Massei, gran giocata ancora una volta, c'è una palla in verticale, un rimpallo, favorisce Martinez che può puntare la porta, Martinez non se lo fa ripetere 2 volte, sfrutta lo spiraglio e la grande palla di Massei, pizzico di fortuna per il rimpallo, ma poi Martinez fa tutto benissimo contro Ghiaria, fa 2-0. Vuole la giocata, poi forse commette fallo ma si continua, non c'è vantaggio, Martinez gran palla adesso per lo scatto di Marotta che salta il portiere, Marotta entrerà con tutto il pallone in porta ed è 3-0,
Ma che palla ha dato Martinez, mamma mia che palla di Martinez. Suo stato il terzo. Frattempo palla in verticale con l'aggancio di testa da parte di Lo Piccolo, che è molto largo, mette dentro sul primo palo, sbuca, la palla rimane lì, Marotta e fa poker, 4-0. È tutto facilissimo per la TD Club Palermo. Secondo me poteva anche provare la giocata solitaria, non l'ha fatto. Poi una bella giocata invece in verticale, poi il gol di Lo Piccolo che si iscrive anche lui nel tabellone dei marcatori, 5-0. Ma che palla meravigliosa che è arrivata direttamente dalla fascia destra. Esterno preciso per Conforto, che questa volta è tutto regolare, può calciare Conforto, salta il portiere Conforto ed è 6-0, minuto 73 di gioco. Se l'è meritato questo gol perché è entrato benissimo in campo e fa 6-0. Di Marchese, ma è sempre presente col culo dell'Atletic, in questo caso Greco. C'è Conforto sulla fascia sinistra, invece la palla in verticale per Cagnoto che la tocca il poco che basta e non sbaglia, si inserisce perfettamente, fa 7-0. Però che palla di Greco, mamma mia che palla. Poi Marotta riconquista ancora il pallone, mettendo sul primo palo e poi non sbaglia chiaramente. Mazzè, l'avevamo detto, voleva iscriversi nel tabellino dei marcatori. Ancora una volta errore difensivo da parte delle Paternò, che regala l'8º gol alla del Club Palermo. Greco fa un bel lavoro qui, si prende la fascia sinistra, lo fa anche molto molto bene Greco. C'è Conforto vicino a lui, lo serve adesso Conforto, mette dentro questa palla, rimorchio, la controlla e poi non sbaglia il capitano Nunzio Marotta, ne fa ancora un altro. De Tris, 9-0. Torniamo in campo, torniamo in cronaca in diretta dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo per la sfida, per il secondo tempo della sfida tra Athletic Club Palermo e i Ciaculli, gara valida per la 20ª e terzultima giornata del campionato giovanissimi Under 15 Elite del girone A di questo campionato. Cambi per i Ciaculli, purtroppo non ve ne sappiamo rendere conto per via della indisponibilità delle distinte, ma siamo pronti per l'inizio del secondo tempo, col primo giro al pallone che verrà dato dalla formazione ospite, che è sotto nel punteggio per 1-0.
con la rete messa a segno da Lavardera al minuto 28. E si parte con il secondo tempo iniziato da pochi secondi. Nessun cambio invece per l'Athletic. Intanto la pressione su Martino che recupera palla. Martino non è riuscito a tenerla in campo, ha fatto però un grande sforzo per andare a pressare, per andare a provare a recuperare il pallone. Gli è mancato l'ultimo guizzo, quello finale, quello per andare a segnare nella porta vuota, perché era riuscito a rubare palla al portiere. Tanto battuta lunga con Lavardera che va a calciare in avanti, poi tentativo di recupero di Sciacchitano, affrontato fallosamente, messo giù, punizione per l'Athletic. Mariano forte! C'è dunque la punizione per l'Athletic dopo 2 minuti. Sciacchitano sul punto di battuta, la palla spiove verso la porta, bloccata senza grossi problemi dal portiere dei Ciaculli, che va subito a rimettere in gioco il pallone. Però Sciacchitano subito a pressare e quasi a riconquistare il pallone. Ancora Sciacchitano a intervenire e altra palla in mano per i Ciaculli. Colpo di testa, questa volta in avanti, questa volta da parte di Filippone, ma ancora fallo laterale per la squadra ospite. Colpo di testa a mettere fuori, poi ancora si lotta in mediana. Alla meglio Somauro che prova ad andare. Somauro col tocco, Martino, sterzata e poi pallone allargato per la corsa di Galante che si invola verso la porta, l'uscita da parte del portiere. Poi cercano ancora i Ciaculli di uscire, ma la palla va fuori. Più avanti, più avanti, oh! Avanti, avanti! Si è recuperato il fallo laterale Galante. Martino prova a proteggere, ancora spalla alla porta del Nova che cerca di andare poi da solo. Martino praticamente sul fondo, resiste alla carica, mette in mezzo il pallone che però non rimane in campo nella sua traiettoria. E allora si ripartirà con un fallo di fondo, con un rinvio dal fondo per l'11 in maglia nera, che ha già effettuato i suoi cambi. Ha invece tutta la panchina a disposizione mister Bennardo. A breve andrò anche a denunciare, ma prima Sciacchitano col recupero palla, poi lancio in avanti di D'Amico, pallone messo in fallo, anzi no, recuperato dalla difesa dei Ciaculli, poi calciato addosso a Martino e fallo laterale per la squadra ospite. La panchina dell'Athletic con il secondo portiere Consolo, poi Orlando, Montalto, Alaimo, Cavallaro, Mansueto, Mereu, Livigni e Migliore. Poi intanto contrasto, tutto regolare secondo il direttore di gara. Allora Somauro prova a correre più veloce dei suoi avversari,
Somauro guadagna un ottimo pallone qui sull'out di destra e poi guadagna fallo laterale. Ottima la giocata nel complesso da parte del numero 7 in completo bianco, mentre prima si sono chiariti il giocatore dei Ciaculli insieme a Filippone che sono scontrati sull'altro out. Qui rimessa, Galanti per Somauro che prova ad autolanciarsi, non riesce a tenere la palla in campo e allora rinvierà dal fondo la squadra dei Ciaculli, probabilmente ancora con la giocata da dietro, così è. Poi propedeutica lancio lungo, non riesce ad arrivare Tango, poi a vuoto anche un giocatore ospite, alla fine rinvia Montagliani e palla che viene raccolta dal portiere ospite. Rilancio che volta il centrocampo, colpo di testa di Brancato, poi lotta Tango che recupera palla insieme a Sciacchitano, D'Amico col tacco, forse esagera, infatti la perde. E là Ciaculli che si involano in avanti, col pallone che poi finisce in fallo laterale. Sarà rimessa per la squadra in maglia nera, che all'inizio della partita aveva gli stessi punti in classifica degli avversari di giornata e lotta più che mai aperta per evitare i play-out. Ci sono ancora 2 partite, quindi 140 minuti dopo questa sfida, campionato che terminerà tra 2 settimane. Atletic che giocherà in casa contro il Cus Palermo dopo aver fatto visita alla San Cataldese. Intanto ancora Somauro vede in area Martino, la palla è per lui, Martino può andare di testa, poteva anche controllarla, ha preferito andare subito, parata del portiere. Intanto battuta lunga, subito ricacciata indietro da Filippone e poi il rinvio con Sciacchitano che colpisce di testa, arriva con un attimo in ritardo Martino, poi pallone ancora spazzato via dalle parti del numero 10 in maglia bianca che la riprende. Ancora si lotta Lavardera, cerca ancora una volta la corsa di Somauro, Somauro prova a girarla e fa bene perché innesca Galante converge per la sterzata a destra, Galante con Somauro che arriva, c'è il tacco e col 7 il cross, poi pallone che rimane lì, Martino anticipato. È Atletic che sta spingendo forte soprattutto sull'out di destra dove stanno giocando molto bene sia Somauro che Galante. Moro anche la fascia di sinistra con Filippone che crossa sulle mani del portiere. È un ottimo Atletic in questo avvio di secondo tempo, in questi primi 7 minuti e mezzo di ripresa. Ce ne sono ancora 27 e spicci, più recupero da giocare, ma la sensazione è che la squadra di Bernardo abbia tutte le carte in regola per cercare il punto del 2-0. Qui colpo di testa di Lavardera, poi ancora pallone che rimane lì, alla fine prova a ripartire dalle retrovie la compagine ospite con questa giocata per vie centrali. Ancora l'avanzata, poi tocco largo sulla destra, c'è anche un velo, poi chiusura da parte di Filippone che riesce anche a resistere ad una carica e va sulla sua fascia di competenza prima dell'intervento a mettere via la palla, poi un controsso sul quale il direttore di gara inizialmente sorvola, poi fischia punizione in favore dell'Atletic. Era andato giù Filippone. Anzi, la punizione è per i Ciaculli, un po' a sorpresa. Al contrario, lo spinge lui. Sorprendente questa scelta, questa decisione. Arbitro, sei informazione. Sei informazione, arbitro. Decisione un po' sorprendente da parte del direttore di gara. In ogni caso, calcio di punizione per i Ciaculli nel corso del 10° minuto. Barriera a 4 elementi, direttore di gara che Essere ammonito, arbitro.
Qui reclamano i giocatori dei Ciaculli perché a loro dire l'Athletic non starebbe rispettando la distanza rettificata di un passo forse. Ora si può giocare probabilmente, l'arbitro ha fischiato, allora occhio alla punizione rasoterra, con la palla che si perde però fuori dallo specchio. Superati i primi 10 minuti del secondo tempo, una delle prime vere conclusioni verso la porta avversaria da parte dei Ciaculli, mentre intanto c'è la battuta lunga del rinvio, Martino con la sponda, Tango riesce con la giocata per vie centrali, allora avanza, sono in 5 dell'Athletic, Somauro forse con un attimo di ritardo serve i compagni, poi continua a lottare, tocca anche Galante, arriva Martino che viene però anticipato, alla fine riconquista Sciacchitano ai 25 metri, calcia la palla che va fuori con deviazione del portiere, sarà calcio d'angolo per l'Athletic. Dalla bandierina andrà Sciacchitano. Tanto traffico, soprattutto nell'area piccola. Pallone che spiove, secondo palo, colpo di testa. Questa volta impreciso la Vardera, che da una giocata simile al 28esimo del primo tempo aveva sbloccato la partita. Poi la pressione che porta alla palla riconquistata dall'Athletic. Martino, sponda, Tango, calcia male però. Ma c'è stata deviazione e allora calcio d'angolo. È il terzo tiro dalla bandierina per l'Athletic. Un angolo era stato battuto nel primo tempo dai Ciaculli. Ancora Sciacchitano, questa volta con traiettoria ad uscire. Tutti gli elementi dei Ciaculli entro e non oltre la mezzaluna fuori dall'area. Intanto Sciacchitano in mezzo, Martino anticipato, poi arriva Tango, tiro ribattuto, ancora Tango, lotta. Alla fine spazza la difesa ospite. Arriva Brancato che ha il problema di girarsi. Può solo mettere la palla in fallo laterale, 13esimo in corso nel secondo tempo, sempre 1-0. Termina i cambi. Il tecnico ospite. Fuori il 2, dentro il 4. È uscito da questa parte il numero 2, quindi anche abbreviato i tempi del cambio. La formazione in tenuta nera. Qui non controlla bene col ginocchio Martino, che poi ha un buono spunto e riconquista. Palla per D'Amico, che si rivede. Era stato molto protagonista nei primissimi minuti della partita. Qui perde palla, forse strattona l'avversario, infatti l'arbitro fischia. Credo calcio di punizione, se non rimessa. Sì, sarà fallo laterale. È dietro, arbitro! Qui cerca di rinviare la difesa dell'Athletic, poi ancora intervento da parte di Filippone. Alla fine sarà rimessa. A colpo di testa, forse spinge D'Amico, l'arbitro lascia giocare. Ancora pallone giocato in avanti, ma ne è imprecisa, può uscire con calma Curcuruto.
Qui intanto si lotta, e poi pallone è spazzato via. Allarga le braccia. Ora girala. Intanto attenzione all'avanzata di D'Amico. D'Amico sul fondo, palla in mezzo, non c'è nessuno però a raccogliere. Si riparte dal fondo. Lascia, come dire, non vede la palla, lascia stare. Dai, raga, giochiamo, raga. Dai sulla fascia, dai. La rimessa per la Vardera. Somauro ha spazio anche per puntare, poi decide di appoggiarsi. Sciacchitano con l'appoggio. Tiro molto debole. Colpo di testa da parte di Lavardera che può solo mettere in fallo laterale. E cambio! Rimessa già battuta, pallone che rimane lì, poi bravo Galante, anche se tocca per ultimo la palla non esce. E allora può andare Somauro, pressato il 7, non riesce alla gestione. Qui intanto conclusione di Martino Velleitaria. Quella pressione ancora tentata dall'Athletic. Attenzione con i Ciaculli che vanno a recuperare palla, qui non è riuscito la Vardera nell'intervento. Azione sull'otto di sinistra con il cross, ancora attacco vivo, l'uscita ottima da parte di Curcuruto. Poi attacco ancora vivo per i Ciaculli col colpo di testa alla fine a mettere fuori da parte di D'Amico. Ha rischiato qui l'Athletic di farsi prendere di infilata. Somauro prova a recuperare, pressato, può soltanto spazzarla perché c'era la pressione da parte di un giocatore. Martino arriva prima degli avversari, viene chiuso, rimessa per l'Athletic, 19° minuto che sta per finire, quindi ci avviciniamo all'ultimo quarto d'ora di gara. Poi ricordo, subito dopo la fine di questo match, spazio agli allievi Under 17 Elite, con un altro derby palermitano, quello tra Athletic Club Palermo e Buonpastore. Si chiude con un altro match di casa Athletic, quello dei giovanissimi regionali Under 14 contro l'Accademia. Domattina invece alle 12, quindi praticamente a ridosso dell'ora di pranzo, dal Francolo Monaco, quindi dal campo della Parmonval, campionato regionale Under 16, TF contro Panormus, sempre in diretta sul canale YouTube di Sportisili TV, dove potete assistere oggi anche ad Akragas Palermo Futsal Club di Serie C1 di futsal. Mentre intanto pallone che spiove, colpo di testa, palla fuori. A completare il programma domani pomeriggio Bagheria Camarat e Accademia Trapani Cus Palermo, entrambe gare del campionato di eccellenza.
come di consueto gli highlights di tutte le gare, sia giovanili che di calcio dilettantistico. Avevano 3 cambi solo questo. Tanto ultimo cambio per i Ciaculli dopo quello dell'intervallo, dopo quello di qualche minuto fa che vi abbiamo documentato. Fuori il numero 13, dentro il numero 6 della squadra in maglia nera. Tutto ciò dopo 20 minuti e 30 secondi dall'inizio della ripresa, quindi ultimi 15 più recupero. Galante prova ad andare, accelera, poi Somauro, Martino prova a fare viaggiare ancora Galante, la palla rimane in campo, Galante sul fondo, riesce a tenerla, anzi no, l'arbitro ci ripensa dopo un paio di secondi. Galante col dribbling, pallone messo in mezzo, arriva D'Amico sul secondo palo di testa, D'Amico non riesce a indirizzare, però anticipa. Bravo Mattia, bravo, vai Si ripartirà dal calcio d'angolo. Vedo che il difensore, ragazzi, il calcio quello di testa che ha deviato, può essere mai dalla sbaglia, che è un calcio di rigore di testa. Mario, tira in porta, Mario! La battuta, pallone che spiove, colpo di testa. Ancora una volta, questa volta Montagliani ha provato a inserirsi sul secondo palo. Ripartirà dal fondo la squadra ospite, che sembra soffrire un po' su queste soluzioni da palla inattiva, però per il momento resta aperta la partita qui al velodromo, anche se c'è un colpo di testa qui sbagliato. Rimessa per l'Athletic, 22 minuti 30 secondi, quindi 12 e mezzo più recupero, con Bernardo che ancora non effettua cambi. Da capire se l'obiettivo sarà quello di effettuarli nel finale, anche per spezzettare un po' il ritmo. Somauro con una delle sue proverbiali accelerazioni, prova ancora l'1 contro 1. Somauro sul fondo, mette in mezzo D'Amico anticipato, ma è un autogol, quello che vale il 2-0 per l'Athletic, ma ancora tutto nasce da una grande giocata di Somauro sulla destra e D'Amico induce all'errore l'avversario. E 2-0 per l'Athletic. Somauro assoluto game changer di questa partita, soprattutto nel secondo tempo, perché la squadra si sta affidando molto alle sue scorribande sulla fascia destra. Qui indotto all'errore il difensore dei Ciaculli, ma se non fosse arrivato lui sarebbe stato comunque D'Amico pronto e lesto ad intervenire. 2-0 Athletic, che adesso vede un po' più vicini questi 3 punti che sarebbero fondamentali qualora arrivassero per dare fondo e sostanza alle speranze di evitare i play-out. Qui intanto giocata per vie centrali, ottima di Tango. Somauro una volta tanto non riesce a intervenire. Galante con Tango a terra, si rialza prontamente anche perché la palla è stata recuperata. Tango mette fuori. E pallone che finisce in fallo laterale in favore dei Ciaculli. Adesso deve sistemare, sembrava che dovesse sistemare la caviglia sinistra il numero 8. Rimessa Ciaculli, la palla esce, se ne avvede l'arbitro. Vieni avanti, vieni avanti! Rimessa per la Vardera, poi Martino a lottare, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca, quindi
rimessa per i Ciaculli, già battuta, ma è già intervenuto Tango a metterla fuori, anche anticipando la Vardera. Scaduta l'ora di gioco, ciò vuol dire che mancano 10 minuti più recupero alla fine. Con i Ciaculli che ci riprovano, conclusione ribattuta Mettila fuori, mettila fuori. con l'orecchio destro da Brancato. Palla che ha colpito l'orecchio destro di Brancato. Vediamo se è necessario un intervento della panchina, così non sembra. Allora, non è neanche necessario che Brancato lasci il campo, si riprende 11 contro 11 con un fallo laterale con cui i Ciaculli restituiranno palla all'Athletic, anzi l'arbitro scodellerà la palla visto che aveva fischiato prima. Aspetta. Ora battere Michele, ora! Rilancio di Lavardera, da Amico con la sponda, poi pallone allontanato dalle parti di Sciacchitano. Galante può sgroppare, poi Somauro, posizione regolare, Somauro in area, calcia! Incrocia bene ma non abbastanza, palla fuori. Bravo. Se lo meriterebbe anche di segnare il numero 7, uno dei migliori in campo di tutta la partita, mentre il quinto di Ciaculli che provano a spingere sulla destra, chiude, mette in calcio d'angolo Brancato. Angolo già battuto dai Ciaculli, il secondo della partita per la squadra ospite, chiusura di Sciacchitano, fallo laterale. Ancora tutto fermo, congelato nella panchina di Bennardo, che non sta cambiando una virgola in questa partita. Qui cross ribattuto, forse con un braccio, sì, calcio di punizione per i Ciaculli. A poco meno di 8 minuti dalla segnalazione del recupero. Mentre intanto si riscaldano a tutto gas gli allievi elite di Athletic Club Palermo e Panormus, partita che inizierà subito dopo questa. Ma c'è questo calcio di punizione per i Ciaculli, la palla scodellata nel cuore dell'area di rigore, si scontra addirittura 3 compagni di squadra, poi la conclusione che si perde alta. È pericolo scampato per l'Athletic e per Curcuruto, mentre è a terra un giocatore di casa, forse ancora Brancato. Si rialza zoppicando un po' il numero 4 che già prima era rimasto a terra per un colpo all'orecchio, per una pallonata all'orecchio. Qui rischia, alla fine esce vincitore Lavardera, poi allontana Tango, Martino la tiene, poi prova a girarla su Galante ma svirgola. Anche qualche scaramuccia con gli avversari per il numero 9 della squadra di casa. Intanto giocata che non riesce, Ciaculli, sarà fallo laterale Athletic. Lungolinea. Sulla fascia, mettete questa palla. Rimessa per la Vardera, qui Somauro non riesce a giocarla, poi Martino, tocco di troppo, la palla viene persa. Oh, ma come batte? Oh! Colpo di testa di Tango, poi spazza Galante per far salire la squadra. Martino cerca di avere sul pallone, alla fine il portiere anticipa tutti, svirgola e mette in fallo laterale e dunque torna a salire, torna a respirare l'Athletic, lontano dalla sua area di rigore, con Galante che serve Martino. Ancora Galante col cross, stringe troppo presto D'Amico, allora può uscire portiere ospite che va a rinviare. Qui rimpalli che non favoriscono Filippone, poi c'è il ritorno rabbioso, impressione da parte dei giocatori dell'Athletic, alla fine commette fallo Tango, punizione Ciaculli.
È sulla linea di centrocampo. La battuta della punizione, colpo di testa da parte di Lavardera, anzi da parte di Lavardera, poi Filippone non riesce a spazzarla, la palla esce sul lato lungo e allora sarà rimessa in zona d'attacco. Giallo per Martino, qui evidentemente ha provocato una perdita di tempo secondo il direttore di gara, allora giallo, il primo della partita per un giocatore dell'Athletic. Tutto ciò quando siamo arrivati agli ultimi 4 minuti più recupero. Tanto prepara, oserei dire finalmente, una mossa a Rosario Bernardo. Qui con l'Athletic che spazza via la palla con D'Amico. C'è rilancio poi del portiere dei Ciaculli, pallone lungo, Galante. Poi Tango, prova ad uscire palla al piede, attende il momento di Sumauro, prova a servirlo adesso ma guadagna solo, si fa per dire fallo laterale, che è comunque un modo per tenere la palla lontano dai guai. Con le mani Galante, Martino cerca di autolanciarsi col tacco, forse una serie di trattenute, cade Martino, l'arbitro gli indica di rialzarsi. Si riprende subito a giocare con il possesso palla da parte di Ciaculli, scivolata di D'Amico a mettere la palla fuori. Arriva adesso il primo cambio della partita per l'Athletic con Orlando che entra in campo. Arbitro è dietro la panchina. È uscito Brancato. Qui intanto colpo di testa di Filippone, prova ad inseguire Martino che costringe a mettere la palla fuori un difensore avversario. Allora rimessa a poco più di 2 minuti dallo scadere del 70°. Athletic che vede arrivare, vede avvicinare lo striscione del traguardo. 3 punti che sarebbero pesantissimi. Ricordo gli ultimi 2 impegni in questa regular season per la squadra di Bernardo sul campo della San Cataldese la prossima settimana e poi tra 2 sabati, il 21 marzo, stesso campo, stessa ora contro il Cus Palermo. E fallo! Arbitro, le mani addosso! Qui intanto serie di tocchi, non riesce a evitare il fallo laterale però la difesa ospite. E sarà dunque rimessa per l'Athletic, sempre lontano dai propri ultimi metri di campo. Martino prova a lottare, prova a tenere soprattutto palla. Qui Martino resiste, va a calciare, pallone che termina fuori. Cioè quelli che provano a ricostruire dalle retrovie con questo lancio raccolto di testa da Galante. Somauro recupera, prova a passare, guadagna comunque rimessa. Galante cerca e trova Martino. Il tacco per spezzare il raddoppio e andare da Somauro. Per via centrale arriva Tango, limita dell'area, viene fermato per Sciacchitano. Protegge per rigiocarla, Galanti, tiro sporco, parato dal portiere. Poi qui riconquista Filippone su questo controllo sbagliato, Sciacchitano verso D'Amico che deve in qualche modo giocarla, lo fa tenendola anche in campo. Poi anche un colpo di testa per raddrizzare la traiettoria, arriva Sciacchitano con la pressione e col recupero. Spazia via la difesa dei Ciaculli dalle parti di Lavardera. Si lotta ancora Sciacchitano che cerca di recuperare, commette fallo. Punizione.
Scadono adesso i 70. È dietro, arbitro, è dietro! Prendi a questo, prendi a questo. Allora, siamo in pieno recupero. Colpo di testa da parte di Lavardera, poi spazza definitivamente Filippone. Martino riesce a trovare un'ottima sponda per Somauro che corre. Inseguito Somauro che allunga la falcata. Somauro con accanto Galante, la palla è per lui. Galante cerca una sterzata di troppo, poi ancora a lottare il 2 che riesce a metterla in fallo laterale. Arbitro è finita da 1 minuto. Di testa Galante, poi altro pallone giocato in avanti, sempre Galante stavolta col piede, non si fida, la mette in fallo laterale. È finita. C'è un cambio per l'Athletic, l'ingresso in campo di Alaimo, esce D'Amico. Spostato di posizione Sciacchitano, qui spreca la rimessa la squadra ospite che di fatto quasi si arrende, visto che siamo già a 1 minuto e 35 secondi oltre lo scadere dei 70. Martino non guadagna rimessa, rimane sulla pista incredulo Martino, ma il tocco l'ultimo credo sia stato proprio il suo. Sciacchitano con l'ennesimo recupero palla della sua partita, poi però non riesce a gestirla. Alaimo qui con la pressione, anche col solito Sciacchitano che va a riconquistare in scivolata, cerca di evitare il fallo laterale, in realtà non ci riesce. Arbitro è finita la partita. No, 4 ha dato, sono 4 di recupero. E poi ci recupero già passato. No, 1 minuto. 5 arbitro. 1 minuto ma. Qui la pressione ancora Athletic che cerca di riconquistare, batti e ribatti a centrocampo, rimessa per la squadra di Bennardo. A meno che non l'ha allungato per il cambio di 30 secondi. Battuta verso Martino che ancora va a lottare, non riesce a tenere questa. Poi Ciaculli che riesce in qualche modo a liberarsi dalla morsa del pressing dell'Athletic, cerca di imbastire qualcosa. Qui a vuoto Lavardera, occhio a questa avanzata sulla sinistra, Lavardera rimedia al suo stesso errore, mette in fallo laterale. È finita arbitro. Qui in teoria non arriva il cambio rimessa, c'è anche fuori gioco che arriva adesso. Sali, sali, sali. Vai dopo che arriva e fai il gol, vai. Vai, vada. Ambito fischia per far riprendere il gioco, la battuta di Lavardera verso Martino che riesce a prolungare. Somauro vuole inseguire anche questa. Alla fine c'è l'uscita da parte del portiere. Tango di testa. Ma è finita la partita, ha vinto l'Athletic e sono 3 punti pesantissimi per la squadra di Rosario Bennardo che batte i Ciaculli 2-0. Col gol di Lavardera nel primo tempo e con l'autogol nel secondo tempo sale a 23. La squadra solitamente in maglia nero-rosa, oggi in maglia bianca, rimane ferma a 20. Quella dei Ciaculli a 2 giornate dalla fine. Allora, ribadendo il risultato di Athletic Club Palermo 2, Ciaculli 0. Un saluto qui dal Vedono Polo Borsellino. Alla prossima.